Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della salute. Quest'oggi parliamo di fragilità degli anziani perché la popolazione anziana è in costante aumento e quindi come supportarla, quali strategie attuare. In studio con me c'è la dottoressa Barbara Barbato, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria all'ospedale di Montebelluna. Buongiorno e ben trovata, dottoressa. Buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori da casa. Grazie di essere qui con noi. Allora, abbiamo detto che l'invecchiamento della popolazione è un fatto ormai noto, ma come stanno invecchiando i nostri anziani, come stanno? Purtroppo non ho delle belle notizie da dare, nel senso che è vero che c'è un invecchiamento della popolazione, questo è un dato ormai noto da anni, anche perché è esito del baby boom, cioè del boom economico che si è avuto in Italia dopo la seconda guerra mondiale, in cui c'è stato un aumento anche della natalità, un miglioramento dell'aspettativa di vita legato comunque al miglioramento anche delle condizioni igienico-sanitarie, però purtroppo la popolazione si sta invecchiando, ma non sta invecchiando bene. È una popolazione che invecchia, però invecchia non aumentando gli anni di vita liberi da patologie. Invecchia, ma sono sempre di più gli anni in cui il paziente si porta con sé molte patologie e anche un declino fisico e spesso anche cognitivo. Quindi si vive più a lungo, si vive per più anni, diciamo così, però purtroppo accompagnati da qualche patologia. Sì, diciamo che sopra i 65 anni è solo il 20% della popolazione che invecchia sopra i 65 anni ed è privo di patologie. Il 30% è affetto da una patologia o più patologie croniche che però non va a compromettere il suo aspetto cognitivo e funzionale, e invece il 50% della popolazione sopra i 65 anni è affetto da più patologie, uno o più patologie croniche che vanno a impattare anche sulla sua autonomia funzionale, per cui sono persone che risultano dipendenti da altre persone per poter svolgere le loro attività quotidiane. Non è una fotografia positiva che abbiamo della realtà odierna della popolazione. Oltretutto l'aspettativa di vita fino adesso è sempre migliorata. Negli ultimi studi, nelle ultime raccolta dati a livello europeo si è visto che questo aumento dell'aspettativa di vita in realtà negli ultimi anni, da prima del Covid, quindi non legato al Covid, perché l'ultimo studio che è stato citato è del 2019, quindi è antecedente al Covid, questa aspettativa di vita non è più in rapida crescita come negli anni precedenti, quindi anche lì qualcosa sta cambiando. E insomma, oggi a 65 anni, comunque nel 2025 si è ancora giovani, no? Quindi... Sì, diciamo che oggigiorno a 65 anni si è ancora molto giovani, la maggior parte della popolazione no, la maggior parte magari no, però buona parte della popolazione è ancora in attività lavorativa, anche perché comunque l'età di pensionamento è sempre più avanzata, alcuni magari libero professionisti in pensione non ci vogliono neanche andare. Adesso abbiamo per esempio il marito di una paziente attualmente ricoverata che ha 91 anni ed è ancora attivo per gestire in prima persona le proprie aziende, e quando gli si dice ma non è il caso magari di ritirarsi un attimo, ha detto non ci penso nemmeno, ci pensi lei casomai se vuole andare in pensione. Giustamente anche. Ma senta dottoressa, insomma abbiamo detto che è una popolazione insomma, che invecchia, è una fotografia un po' con luci e ombre quella che lei ci sta facendo, ma tendenzialmente stanno meglio gli uomini o le donne, oppure insomma è una fotografia che si equivale un po' per entrambi i sessi? No, diciamo che non si equivale molto la situazione, diciamo che le donne invecchiano meglio degli uomini, gli uomini hanno un invecchiamento più con patologie, hanno anche un'aspettativa di vita che è leggermente inferiore a quella delle donne, di un paio di anni, e oltretutto anche nel periodo in cui invecchiano peggio delle donne. I fattori possono essere molteplici, un po' c'è la genetica che sicuramente va a aiutare la maggior longevità delle donne, in quanto a livello ormonale la donna ha una protezione fino alla menopausa che le permette di avere meno patologie cardiovascolari, per cui anche questo è un impatto importante sulla salute della persona. Però ci sono anche aspetti non solo appunto genetici, ormonali, ci sono anche degli aspetti che comunque la donna nella sua vita è sempre stata abituata magari a gestire la casa, ad essere autosufficiente, invece magari l'uomo è più dipendente dalla donna. Parliamo degli uomini più anziani, ovviamente spero che oggigiorno le cose siano un po' cambiate, ma gli uomini appunto di una certa età non sono avvezzi a fare le faccende domestiche, a fare il bucato, a andarsi a fare la spesa, quindi magari quando si trovano poi in condizioni di difficoltà perché la moglie non è più in grado di gestire quelle attività che faceva prima, vanno in difficoltà. Pensiamo anche all'uomo quando rimane vedovo, è un momento di crollo per lui, per cui
diversa la fotografia tra i due generi, maschile e femminile. La donna invecchia di più e generalmente invecchia un po' meglio, con più anni liberi da patologie croniche e da disabilità rispetto all'uomo. Ecco, il tenersi in attività, insomma, come dicevamo, fare le faccende domestiche sicuramente aiuta ad invecchiare in maniera più attiva. Poi c'è un altro rovescio della medaglia, che è sicuramente il fatto di andare incontro magari a qualche incidente domestico, magari un po' più spesso, no? Sì, gli incidenti domestici purtroppo aggravano spesso la vita delle donne, e non solo in età geriatrica, purtroppo anche in età più giovanile. Certo. Diciamo che però d'altro canto magari l'uomo invece è più portato ad avere incidenti nell'ambito dell'attività ricreativa, soprattutto dell'attività ricreativa da giovani, perché magari sono più portati a fare degli sport più, non dico estremi, però magari un po' più spericolati, ecco. O anche magari per le attività lavorative stesse, il lavoro magari nei cantieri, con la mancanza di tutele, con poca attenzione, per cui insomma diciamo che un po' le due cose si equivalgono tra incidenti domestici e incidenti extradomestici. Alla fine la situazione credo che si possa più o meno pareggiare. Certo. Allora, noi siamo rigorosamente in diretta, quindi ricordo ai nostri telespettatori da casa che possono intervenire con una domanda, insomma una curiosità alla quale la dottoressa Barbato risponderà. 0422 16 28 332 è il numero per intervenire, e dunque aspettiamo le vostre telefonate. Dottoressa Barbato, abbiamo parlato di over 65, se saliamo un po' d'età, come stanno i nostri settantenni e oltre? Diciamo che invecchiando oltre i 65 anni la situazione che ho descritto prima con le percentuali si va ad aggravare, nel senso che la fascia tra i 65 e i 70 anni è una fascia che noi definiamo ancora giovane, non è una persona veramente anziana. Tornando alla domanda di prima, a 65 anni sia nel pieno dell'attività, sia ancora con energie, con patologie, sì, ma non tanto importanti quanto sopra i 70. Più aumentiamo quelle fasce di età, più il quadro che dicevo prima di presenza di più patologie e conseguente dipendenza fisica e declino cognitivo, ovviamente le percentuali vanno molto aumentando. Quindi si parla poi di grandi anziani, di persone comorbide con polite farmacoterapia, che sono quindi più difficili da gestire in tutti i punti di vista, sia dal punto di vista domestico, perché appunto non sono autosufficienti, sia dal punto di vista anche medico, perché sono pazienti complessi in cui anche l'interazione tra farmaci, l'interazione tra patologie, la presentazione atipica delle patologie, per cui i sintomi non sono più chiari e definiti come nell'età giovanile, per cui un sintomo corrisponde in maniera quasi categorica a una patologia, porta tutto questo a rendere la situazione più complessa. Quindi con una salute potremmo dire sempre più instabile, progressivamente più instabile, in cui anche il declino può essere anche relativamente rapido, no? Nelle funzioni cognitive e fisiche. Sì, ci sono situazioni in cui c'è veramente un tracollo improvviso in un paziente che fino a prima aveva un benessere, che a causa di un evento acuto, questa situazione di benessere viene subito a mancare, improvvisamente a mancare, spiazzando un po' anche chi sta attorno alla persona, perché non era abituato a vederla in una certa situazione, non era abituato a farsi carico di un certo tipo di assistenza, che invece si ritrova oggi per domani. Lei prima ha nominato il Covid, come ha impattato nella salute dei nostri anziani? Avete potuto osservare delle differenze anche insomma notevoli? Abbiamo osservato molte differenze, non tanto, sì, ovviamente nel periodo della pandemia, nel momento clou, ovviamente l'importanza della patologia con tutte quante le sequele respiratorie, con l'aumento della mortalità è stato importante, ma quello è stato un fatto contingente legato a quel periodo. Quello che noi vediamo adesso sono ancora degli effetti collaterali del Covid, lo vedo molto spesso quando faccio ambulatorio, di pazienti che vengono, che dopo il Covid, dopo il lockdown, non hanno più recuperato quella socialità, quella vita di socialità che avevano prima, e questo ha portato degli effetti importanti, negativi ovviamente, sulla loro
vita di tutti quanti i giorni, sulla loro cognitività, perché la vita di relazione, la vita sociale, il fare attività fisica che magari prima erano abituati a fare, poi sono stati costretti ad abbandonare, poi non hanno più avuto la forza, la voglia di riprendere, va a impattare significativamente sul grado di autosufficienza, sulla lucidità, sulla capacità di tessere relazioni e tessere relazioni è una forma di difesa del nostro organismo e del nostro cervello per poter permettere la prestanza cognitiva, di rimanere lucidi e vitali. Quindi anche il fatto di mantenersi in attività anche lavorativa il più a lungo possibile, quindi insomma sappiamo quanto sia complesso, però insomma la pensione, andare in pensione rappresenta sicuramente uno spartiacque, no? Sì, è un punto di frattura importante, perché molto spesso le persone che prima lavoravano, e quando lavori per forza di cose hai delle interazioni con le altre persone, devi relazionarti, devi essere prestante mentalmente, anche nei lavori più umili, manuali, comunque c'è sempre un'interazione con una terza persona, con un'altra persona. E quando vai in pensione molto spesso le persone si ritirano e hanno una vita di solitudine, e questo non aiuta a mantenersi attivi e a mantenersi lucidi, per cui ovviamente consiglio di andare in pensione prima o poi, sì, però consiglio comunque di coltivare degli hobby, delle passioni che permettano anche dopo la pensione di mantenersi in attività, ma soprattutto un'attività con altre persone, un'attività che sia comunque di relazione. Anche in un'attività culturale comunque va bene, perché il cervello si mantiene attivo, penso magari a chi ha la passione della lettura, a chi piace scrivere, a chi ha altri hobby, la fotografia, però se questi hobby fossero condivisi all'interno di un gruppo di pari sarebbe la soluzione ottimale. Poi insomma ci darà qualche altro consiglio per mantenerci in salute il più a lungo possibile. Abbiamo una telefonata da casa, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Signor Giacomazzi. Buongiorno, prego, ci dica. Io volevo chiedere al dottore, siccome io ho avuto un intervento di stenosi vertebrale con interessate 3 vertebre, no? E ho fatto ho messo delle placche, no? Hai capito? Sì. Sulla schiena. Non riesco più ad andare avanti, cioè a camminare, ce la faccio sì, ma poco a poco, cammino curvo. Cosa potrei fare? Che consiglio mi può dare? Perché ho visto che anche il polpaccio della gamba interessata è un po' diminuito in confronto all'altro. Un consiglio, se poteva darmi un consiglio, perché ho anche le braccia che sono ritirati i nervi, si sono accorciate le braccia e tutto, non so, se poteva darmi un consiglio di cosa potevo fare. Grazie per la sua telefonata. Allora, non sapendo chiaramente tutta la condizione clinica del signore che ci ha chiamato, però insomma la schiena purtroppo mi sembra di capire che sia uno degli aspetti, anche questo, insomma, che diventa critico da un certo punto della vita. In generale, tutte quante le patologie degenerative legate alle ossa hanno ovviamente un impatto importante sulla vita delle persone, come il signore che ha appena chiamato. Quando uno ha dolori, fa fatica a muoversi, ovviamente tutto diventa più difficile. Come dice lei giustamente, io non conosco il caso clinico del paziente, quindi non riesco a entrare in merito della specifica questione. Quello che si può comunque in generale consigliare è, al di là dell'aspetto fisioterapico che sarà valutato nel singolo caso, di cercare di fare almeno quel minimo movimento, cercare di preservarlo e portarlo avanti, perché meno ci si muove, meno ci si muoverà in futuro. Il muscolo dell'anziano si consuma, dopo i 40 anni comincia la perdita della massa muscolare. Più si va avanti con l'età, più questa perdita è spiccata. Se a questa perdita già fisiologica associamo una riduzione del movimento, il muscolo, come dice il signore che nella gamba interessata si è ridotto il polpaccio. Si è ridotto il polpaccio perché il muscolo si è ridotto, quindi va incontro a una perdita di massa muscolare. Il muscolo serve per mantenere su il nostro corpo e per farlo muovere, quindi c'è un circolo vizioso che alla diminuzione del muscolo, perché non ci si muove, ci si muoverà ancora di meno perché non c'è più il muscolo che ci permette di farlo.
farlo. Quindi almeno i movimenti passivi, quindi non con pesi, con forza di gravità, fermo a letto, muovere le gambe, nei limiti della possibilità e nei consigli che sono stati dati dagli specialisti del caso, perché bisogna ovviamente ogni volta calarsi sulla singola persona, sulla singola problematica. Quello che consiglio è di mantenere un movimento quantomeno passivo, e anche una cosa che ci tengo a sottolineare è l'apporto proteico, perché le proteine, gli aminoacidi sono i mattoncini che formano il nostro muscolo. Questi mattoncini che appunto con l'età un po' alla volta vengono a mancare, e noi come possiamo fare per dare i mattoncini? Dobbiamo ingerirli con l'alimentazione, aumentando la quota proteica. Quindi se nel giovane la quota proteica consigliata è di un certo tipo, nell'anziano questa quota proteica deve essere aumentata. Gli anziani hanno bisogno di mangiare più proteine, che non vuol dire più carne, perché sappiamo che la carne non è un alimento che fa bene, soprattutto la carne rossa va limitata una volta, 2 alla settimana, ma le proteine sono presenti in molteplici alimenti, sono presenti anche nei legumi, per esempio nel pesce, nelle uova. Quindi cercare di aumentare la quota proteica e, se necessario, anche assumere degli integratori calorico-proteici in modo tale da andare a mitigare questa perdita di mattoncini muscolari che avviene fisiologicamente con l'età, e ancora di più con la perdita della funzione. Salute e benessere, insomma, sono composti da tanti piccoli tasselli, ma tutti fondamentali, e che è sempre bene ricordare. Senta, dottoressa, abbiamo detto che è una popolazione sempre più anziana. In questi giorni è uscita un'indagine dell'Istat che appunto evidenzia quanto sia salita l'età media in Europa, e purtroppo l'Italia ha una maglia nera, perché tra tutti i paesi dell'Unione Europea è quella con l'età più avanzata. Quindi insomma, rispetto ai coetanei d'Europa, potremmo dire così, non siamo messi molto bene. Rispetto a un tempo, quando inizia oggi l'età geriatrica? Abbiamo detto che si è giovani più a lungo rispetto a una volta, ma c'è un momento della vita in cui si può parlare di età geriatrica, o è soggettivo da persona a persona? Sicuramente la risposta è soggettiva da persona a persona, perché ci sono persone che invecchiano, il famoso invecchiamento di successo, per cui hanno 90 anni, corrono ancora la maratona, hanno ancora una vita attiva, autosufficienti, escono e vanno a fare viaggi in giro per il mondo zaino in spalla. Ci sono persone a 65 anni che sono già allettati in casa di riposo, perché magari hanno avuto in età più precoce delle patologie invalidanti, per cui non c'è una vera e propria età geriatrica. La geriatria dovrebbe occuparsi del paziente fragile, per cercare di andare a impattare il meno possibile su questa fragilità, perché questa fragilità venga a mitigarsi il più possibile. Diciamo però che comunque, siccome una fascia di età va data, per esempio nei ricoveri ospedalieri si viene ricoverati in geriatria sopra i 75 anni, per cui c'è una fascia di età che molto spesso è data anche per problemi burocratici amministrativi. Io sarei più che l'età geriatrica comincia quando viene meno il benessere e comincia la fragilità, e sarebbero i pazienti fragili quelli di cui dovrebbe occuparsi il geriatra, oppure prima della fragilità, in modo di evitare di diventare fragili quando si è in quelle condizioni borderline prossime alla fragilità. E quindi insomma, mettendo anche in atto quei consigli che insomma già lei ci ha poco fa accennato. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, sono Adriana, buongiorno. Buongiorno Adriana, prego. Allora, io ho 83 anni, sono ipertesa, ma ho un problema. Mancanza di memoria breve, nel senso che io prendo il farmaco, dopo mezz'ora non so se l'ho preso. Cioè, pronto? Sì, la stiamo ascoltando, prego. Voleva aggiungere qualcosa? No. Grazie Adriana. Intanto complimenti per la sua età anche. Dottoressa, prego. Sì, allora diciamo che l'età porta molto spesso ad avere una riduzione della memoria a breve termine, per cui una certa fisiologica perdita della memoria a breve termine è normale. Bisogna cercare di incentivare, perché la memoria può essere allenata, per cui comunque cercare di allenarla il più possibile, mantenendo comunque la lettura, cercare di ricordare le cose, le poesie, cercare di fare il cruciverba in cui bisogna ricordare le parole. Oltre a questo però, se per esempio non si ricorda i farmaci, questo è un aspetto importante che va un attimo analizzato nello specifico all'interno della singola situazione, perché
assumere la terapia in maniera corretta è un punto cardine per il benessere della persona, perché c'è il rischio o di dimenticarlo e quindi di non assumere la terapia, o magari uno pensa di non aver assunto la terapia, in realtà l'ha già assunta e la prende 2 volte con i rischi degli effetti collaterali che la... Che strategia si può mettere in atto per insomma, ricordarsi o comunque avere sotto controllo la situazione da questo punto di vista? La cosa più semplice che mi viene in mente, per esempio, è l'uso dei portapillola, in cui la terapia viene preparata settimanalmente in modo tale che uno vede sulla scatolina il giorno della settimana e se ha il dubbio la apre e vede se le pastiglie dentro ci sono o non ci sono e non c'è il rischio di prenderle 2 volte. Se uno è in grado di prepararsela da solo, se la prepara per esempio la domenica per il resto della settimana, se invece i dubbi sulla capacità mnemonica di quel paziente sono più importanti, magari è il caso che le prepari una terza persona, che può essere il marito, può essere i figli, può essere la badante, però sulla terapia farmacologica che venga assunta in maniera corretta è un aspetto veramente da stressare e da rendere di fondamentale importanza. Insomma, questo è un suggerimento sicuramente importante. Allora, riprendendo il titolo della nostra puntata di oggi, appunto fragilità degli anziani, che cosa si intende per fragilità degli anziani? Che aspetti possiamo delineare? Lo vediamo anche con l'aiuto di questa grafica che insomma lei ci ha riassunto. Prego, dottoressa. Ecco, diciamo che la fragilità non è una condizione che capita in un momento e poi passa. La fragilità, quando compare, poi accompagna il paziente per sempre. La fragilità in realtà nell'arco degli anni ha avuto molteplici studi, molteplici definizioni, ma non siamo qui nel momento giusto per andare dentro alle definizioni scientifiche. Brevemente, la fragilità è l'incapacità dell'organismo di far fronte a un evento stressante, a un evento acuto. Quando l'organismo di fronte a un evento stressante, a un evento acuto, non riesce più poi recuperare, ritornare al livello precedente, pensiamo per esempio a una patologia acuta che può essere anche banale, relativamente banale come una polmonite. Se in seguito alla polmonite, per esempio, l'organismo non è più in grado di recuperare, in quel contesto si è davanti a un paziente fragile. La fragilità non è data solo dalla presenza di più patologie, sono molteplici fattori che vanno a influenzare l'organismo fino a farlo diventare fragile. Importante sì, sicuramente la presenza di più patologie, ma è importante anche la presenza di appunto assumere più farmaci, perché prendere più farmaci è un fattore di rischio, sopra i 7 farmaci oltretutto il rischio di avere effetti avversi è aumentato. Importantissimo è anche l'aspetto sociale, perché un paziente privo di una rete sociale è un paziente che è più propenso ad avere a cadere nella fragilità. L'aspetto economico, perché purtroppo anche la parte economica aiuta a sopperire ad alcune mancanze del proprio fisico, delle proprie autonomie, e sono molteplici quindi gli aspetti, non è dato solo da una problematica. E fragilità non vuol dire disabilità, questo mi preme sottolinearlo, nel senso che ci può essere un paziente disabile, che non può essere anche non un paziente, pensiamo per esempio a un giovane che viene investito e ha un'amputazione di un arto, è un disabile, ma non è necessariamente un paziente fragile, perché nonostante abbia l'amputazione dell'arto magari si riprende completamente per il resto delle sue funzioni, riesce a vivere perfettamente in autonomia grazie all'ausilio di protesi e ausili di altro tipo, riprende magari anche a fare sport, vediamo gli atleti paraolimpici per esempio, per cui non è che disabilità sia necessariamente sinonimo di fragilità. Però è vero che molto spesso i soggetti fragili sono più predisposti a diventare disabili, quindi a non essere più autonomi. Quindi sì, non è una correlazione reciproca, ma c'è un certo grado di predisposizione della fragilità a diventare poi disabilità. Chi valuta tutti questi aspetti? Cioè lo stato funzionale dell'anziano e è questo il ruolo del geriatra, dottoressa? Allora, diciamo che non può essere solo il ruolo del geriatra, perché i geriatri sul territorio non sono così diffusi, perché non si può delegare l'analisi di tutti quanti i pazienti per capire se c'è una mancanza di autosufficienza, se c'è un declino cognitivo. Dovrebbe esserci uno screening di primo livello fatto dai medici di medicina generale, ma non perché il paziente vada
da lì a chiedere loro una valutazione di questo tipo. Quando il medico di medicina generale vede per altri motivi il paziente, dovrebbe un attimo esplorare le sue capacità residue, funzionali, dovrebbe facendo un poche domande capire se c'è un iniziale decadimento cognitivo, e in chi avverte esserci un iniziale declino cognitivo piuttosto che un iniziale perdita funzionale, se c'è un bisogno di un approfondimento, allora in quel caso lo può mandare al geriatra come esame, chiamiamolo, di secondo livello. Certo, e qui vediamo insomma se c'è un momento che più nella vita degli altri, nella vita dell'anziano, insomma, in cui queste fragilità o una di queste fragilità si manifesta con tutte le conseguenze poi che possiamo immaginare. Certo, sì, diciamo che come dicevo prima, il momento in cui la fragilità si manifesta in maniera più conclamata è durante un evento acuto, tanto più patologico, intendo una patologia acuta, tanto più se questa patologia acuta porta poi all'ospedalizzazione, perché l'ingresso in ospedale è un momento veramente di frattura per il paziente anziano, in cui il rischio di perdita di autonomia, come vediamo lì nella diapositiva nello schermo, è importante. Ci sono alcuni soggetti anziani ma che sono appunto robusti nel senso che hanno ancora questa capacità di riserva vitale, che riescono nonostante l'evento acuto risollevarsi, anche se l'evento acuto magari è un evento acuto importante. Ci sono soggetti invece che sono più fragili, in cui un evento acuto, magari anche minimo, una banale infezione urinaria, porta veramente poi a una catastrofica perdita dell'autosufficienza, delle capacità residue, e questo comporta conseguenti poi problemi esistenziali del paziente. Certo, penso anche banalmente ad una caduta, a una frattura che chiaramente ad un'età avanzata è più difficile da rimarginare, no? Sì, diciamo che la frattura, per esempio la frattura di femore, è molto spesso l'inizio di una sequela, viene detto a cascata, è proprio un evento tragico nella vita di un paziente anziano, e anche qui ovviamente non è tutto un erba un fascio, il paziente anziano che però è forte fa la frattura, farà il suo intervento in base al tipo di frattura, oppure se non c'è indicato l'intervento farà il suo periodo di immobilizzazione e poi magari riesce a recuperare tanto quanto prima. Il soggetto fragile invece non ha questa forma di predisposizione. Il soggetto fragile dopo una frattura di femore molto spesso non riesce a recuperare l'autonomia precedente, molto spesso rimane allettato, tanto più se l'intervento prevede un periodo prolungato di immobilizzazione, con la perdita muscolare che dicevamo prima, la perdita dell'equilibrio, con tante conseguenze, esatto, ma poi insomma, comporta anche l'allettamento, comporta poi le lesioni del decubito, un maggior rischio di infezioni, il maggior disorientamento, quindi proprio una serie di eventi a cascata che portano fino a volte anche all'evento estremo della mortalità. Certo, insomma. con un recupero insomma, più lento, insomma, comunque molto più complesso. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Wanda? Buongiorno, prego, ci dica pure. Buongiorno, ascolti. Prego. Io ho 85 anni, no 85, ne ho ancora 84, ma fino a 81 anni ero non so cosa dirle, perché mi arrangiavo, andavo via in macchina, andavo dappertutto. Quel giorno, 5 anni fa, sono andata a Vittorio, ho comprato stira e amiga, sono arrivata a casa, ho stirato per un'ora i centrini e dopo mi sono sentita male, mi ho detto a mia sorella sto male, sono andata a letto e da là ho perso i sensi. Ho fatto un mese di ospedale a Vittorio con 3 vertebre la colonna vertebrale, Sì. sono stata operata anche un seno, Insomma, una serie di problematiche, signora. Grazie per la sua telefonata, intanto abbiamo capito, ma dottoressa, può davvero succedere che da un momento all'altro
si perdano insomma, un po' di lucidità anche dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista fisico, posto insomma, che la signora magari ha avuto qualche patologia. Insomma. Sì. Un ricovero di un mese è un ricovero importante. L'ospedalizzazione dell'anziano è un evento che porta delle sequele negative molto spesso, perché durante l'ospedalizzazione il paziente ha una ridotta mobilizzazione, molto spesso va incontro a disorientamento perché perde i normali punti di riferimento, che è la sua casa, quindi perde le proprie abitudini, molto spesso viene poi magari messo un catetere vescicale, quindi poi diventa incontinente. Sono tante le sequele che sono correlate all'ospedalizzazione, che portano a un tragico cambiamento poi dello stato di salute successiva del paziente stesso. È un evento molto impattante che bisogna cercare di mitigare in qualche maniera, ovviamente, perché più è lungo questo periodo di ospedalizzazione, maggiori sono i fattori di rischio di avere eventi avversi legati all'ospedalizzazione. L'ospedale fa bene fin tanto che c'è una patologia acuta da curare. Quando la patologia acuta viene curata è meglio che il paziente rientri al proprio domicilio, perché altrimenti se rimane in ospedale senza averne la necessità è più a rischio di avere solo gli effetti negativi senza avere i vantaggi legati appunto alla cura della patologia per cui è stato ricoverato, che compare poi magari anche durante l'ospedalizzazione. E in questo senso c'è anche un progetto sperimentale che la dottoressa Barbato di cui ci parlerà subito dopo la pubblicità. Ci fermiamo per un minuto appena e poi ritorniamo ancora in diretta tra poco. Ben ritrovati ancora in studio in diretta, torniamo a parlare di fragilità degli anziani, una popolazione che invecchia sempre di più, ma insomma c'è qualche strategia per poter supportare questa condizione. Con la dottoressa Barbara Barbato, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria all'ospedale di Montebelluna, poco fa insomma stavamo parlando di quanto l'ospedalizzazione in una persona anziana impatti in maniera negativa, più è prolungata poi nel tempo e comporta ancora più conseguenze. Però c'è un progetto in fase sperimentale che si chiama Insieme Oggi per mantenere domani, e vorrei che la dottoressa ce ne parlasse, prego. Sì, allora è un progetto che è nato proprio dalle considerazioni che abbiamo fatto poco fa, che l'ospedalizzazione del paziente anziano è un momento di frattura importante perché viene a perdere le proprie abitudini, viene a perdere la mobilizzazione, viene a perdere l'orientamento con episodi di delirium, di confusione, con tutti episodi che non vengono molto spesso a concludersi con l'ospedalizzazione, ma che poi proseguono anche durante il rientro al domicilio. Quindi per cercare di ridurre tutti quanti questi effetti negativi si è pensato di rendere l'ospedale più aperto. Per cui abbiamo aperto l'orario di visita dentro la geriatria di Montebelluna, anziché a 1 ora e mezza, 2 al giorno come era precedentemente, che era dalle 18:30 alle 20 più o meno, e in corrispondenza della cena serale, in modo tale che potessero anche i familiari essere presenti al momento della cena per aiutare i propri cari o anche per vedere come operare. Abbiamo deciso, io e i miei collaboratori, di aprire il reparto dalle 8 alle 20. Questo perché? Non soltanto perché così c'è un maggior afflusso di persone avanti e indietro per il reparto, che non era quello che volevamo, era per cercare di avere più presente il caregiver, una persona di riferimento per il paziente, non solo perché così faceva compagnia, ma anche per trasmettere al caregiver tutta una serie di abilità che poi serviranno anche una volta che c'è il rientro al domicilio. Per esempio come mobilizzare il paziente, si insegna come muoverlo, portarlo dal sdraiato a letto a seduto a bordo letto, e se è necessario anche come alzarlo dal letto, cercare che il caregiver accompagni il paziente a fare un giretto per il reparto, a prendere il caffè alle macchinette in modo da evitare l'allettamento, l'immobilizzazione, insegnare magari ai familiari di pazienti che hanno una disfagia, cioè un'incapacità di deglutire in maniera corretta, come è il modo ideale di somministrare i cibi, quali cibi somministrare, insegnare come cambiare anche banalmente a volte il pannolone, perché se uno non era incontinente e mi diventa incontinente, il pannolone non è mai stato cambiato, sembra una cosa banale, ma così banale non è. Come fare alcuni tipi di terapie, perché per esempio un paziente entra con un diabete scompensato, non servono più le pastigliette perché non sono più sufficienti a mettere sotto controllo le sue glicemie, ha bisogno di fare l'insulina, ma l'insulina è una puntura sottocute che se uno non ha mai fatto ha un certo imbarazzo, una certa remora. Quindi una sorta di formazione per chi si prende cura di questi anziani. La interrompo per dare spazio a una telefonata da casa, poi riprendiamo da qui. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi?
sono la signora Gatto Milena. Buongiorno Mirella, prego. Devo parlare? Prego, prego signora, l'ascolta la dottoressa. Niente, volevo dire che io sono, penso, una delle fortunate. Ho 91 anni, infatti il 10 di gennaio, quindi sono del 34, e ho fatto un'operazione a luglio dell'anno. Hanno fatto un seno, mi hanno lavato un seno che 30 anni fa avevano lavato anche l'altro, a me, abitavo a me. Comunque, sì, non mi posso lamentare, solo una cosa, mi dimentico tante cose, e quello è il più, e anche vivo sola, non ho nessuno fino adesso, sono su un centro anziani, io vado sempre là, c'è il coso, lavoro a casa, ho sempre da fare, solo che ho un ginocchio non mi fa male, però non il ginocchio, mi fa male solo dall'altra parte, il polpaccio, ecco, tutto là. Qualche acciacco, ma insomma la sentiamo signora molto attiva. Complimenti per la sua età e grazie per aver telefonato. Grazie signora. Ecco, insomma una signora questo molto mi sembra un attiva. invecchiamento di successo. Un invecchiamento molto attivo, dobbiamo dire, infatti, no? Questo ne è prova, infatti ha fatto un intervento, evidentemente non banale, perché un intervento alla mammella non è mai un intervento banale, e nonostante l'intervento e quindi l'ospedalizzazione legata all'intervento, la signora si è ripresa. Quindi non è l'età a creare la fragilità, ma è altre condizioni che rendono una persona fragile. L'età è uno dei determinanti, ma non è l'unico e sicuramente non è il principale. Insomma, anche la prova che si può rimanere anche a lungo e anche insomma, ad una certa età autonomi nella vita di tutti i giorni. Ma la signora ha detto una cosa importante, lei va al centro anziani. Centro anziani dove le fanno fare attività, dove socializza, quindi ritorniamo ai concetti già espressi precedentemente. Chiaro. Tornando insomma al progetto che è in fase sperimentale, no? Con questa sorta di formazione, l'abbiamo chiamata così, nei confronti dei caregiver, cioè di quelle persone che si prendono in carico le persone anziane, i familiari, ecco. Tutte queste cose che avete messo in atto, che state mettendo in atto, che cosa avete potuto osservare che hanno migliorato, io immagino, nella gestione quotidiana delle persone anziane? Diciamo che il progetto era volto prima di tutto a implementare, cioè a migliorare la mobilizzazione del paziente, e su questo è stato fatto anche un lavoro multidisciplinare, cioè infermieri, medici, operatori sociosanitari insieme hanno creato una flowchart, un percorso per identificare i pazienti che hanno bisogno di essere mobilizzati, quelli invece in cui magari è meglio non mobilizzarli a quell'ora perché magari hanno l'esame più tardi, quindi è meglio mobilizzarli magari nel pomeriggio, però in modo tale che tutti i pazienti, nei limiti delle condizioni cliniche ovviamente, vengano mobilizzati più di prima. E questo insieme all'aiuto dato dalla presenza di un familiare, che quindi ci rende più sicuri, perché anche sedere un paziente a bordoletto, se c'è qualcuno accanto noi ci sentiamo più sicuri di lasciarlo seduto da solo, perché magari un paziente è debole, un po' confuso, pensa di scendere dal letto e cade, se c'è qualcuno accanto che lo vigila è più facile anche per noi mobilizzarlo. Quindi in primo volevamo migliorare la mobilizzazione, secondo anche la presenza di un caregiver accanto aveva lo scopo di cercare di stimolare il paziente per evitare il decadimento cognitivo, la confusione, quindi magari fargli vedere le foto, leggere insieme il giornale, tutte quelle pratiche che sicuramente non è una terapia cognitiva nel senso stretto del termine, ma sono tutti piccoli approcci che possono aiutare il paziente. Comunque il nostro focus era in primo sulla mobilizzazione e infatti gli studi che stiamo portando avanti hanno voluto vedere la forza fisica del paziente misurato con un dinamometro, quindi la presa della forza della mano all'inizio del ricovero e alla fine del ricovero. Nella letteratura internazionale durante la degenza, cioè durante il ricovero ospedaliero, si va incontro a una perdita della forza. Nei pazienti invece dopo l'introduzione di questo nuovo approccio, questo metodo, abbiamo osservato un aumento della forza fisica. Quindi non solo un mantenimento, ma anche un aumento. La numerosità del campione è limitata perché comunque è una fase ancora iniziale, però è ben augurante anche perché appunto, come ha fatto sottolineare lei, non è un mantenimento ma addirittura un miglioramento, quindi è un impatto importante. C'è stato, sembra, anche una riduzione dell'uso delle contenzioni fisiche e farmacologiche, perché ovviamente avendo il paziente accanto il caregiver, il familiare piuttosto che la badante, è più controllato, è
più tranquillo, è più orientato, perché magari appunto, come dicevamo prima, il caregiver non è solo lì a guardarlo e basta, ma lo rende anche partecipe, parlandoci, leggendo, e quindi il paziente va meno incontro a episodi di confusione mentale transitoria, di delirium, e quindi questo ci permette di poter intervenire in maniera meno importante con la contenzione farmacologica, cioè terapia sedativa, detta in termini più concreti, più intellegibili del pubblico, o contenzioni fisiche, perché a volte in ospedale ci troviamo costretti anche a dover mettere dei ponzini di contenzione in modo tale che i pazienti non si strappino le flebo, il catetere vescicale, o mettere una fascia a corpo quando sono sdraiati a letto per evitare che saltino giù le sponde, perché le spondine che si mettono accanto non sono sempre un aiuto, molto spesso possono diventare una barriera ancora maggiore, perché è vero che c'è la spondina accanto che ti evita, se rotoli, di cadere a terra, però se il paziente non è completamente immobilizzato e riesce a scavalcare la spondina, la caduta avviene da una misura più alta del piano del letto, per cui con un impatto maggiore una volta che rovina il suolo. Certo, c'è anche questo aspetto, ma poi credo sia fondamentale coinvolgere la famiglia nel prendersi cura della persona anziana, anche perché spesso la famiglia, insomma, è normale che sia, si trova un po' impreparata nell'affrontare un ricovero, un post ricovero, con magari anche una casa da riorganizzare negli spazi nel post ricovero. Oggi si parla molto anche di sanità digitale, cambiando argomento, quindi sarà anche curioso capire in che modo la tecnologia e l'uso della telemedicina potrebbe essere applicata all'assistenza di questi anziani fragili, però le chiedo come ospedale e territorio si possono integrare in maniera sempre più sinergica, no? Per far fronte a quelli che sono i bisogni della popolazione e, come detto, una popolazione sempre più anziana. Diciamo che il continuum ospedale-territorio e viceversa territorio e ospedale dovrebbe essere la norma, nel senso che il paziente dovrebbe avere una presa di carico condivisa. E, purtroppo non è sempre così, molto spesso territorio e ospedale hanno tra di loro una frattura, quindi tutte quante le informazioni che il paziente ha dal medico di medicina generale non vengono travasate in automatico nei nostri sistemi informatici, per cui molto spesso mi arrivano pazienti in ambulatorio che non vengono con la documentazione precedente, perché loro sono convinti che io al computer veda tutto. Purtroppo non è così attualmente, si va verso il fascicolo elettronico personalizzato, per cui sarà così, si spera anche nel brevissimo periodo, ma allo stato attuale delle cose non è così. Io non riesco a vedere per esempio gli esami che vengono fatti a Treviso, banalmente, non parlo di altre ULSS, anche all'interno della nostra stessa ULSS, per cui è fondamentale che il paziente si porti il suo fascicolo. Non dovrebbe essere così, perché ospedale e territorio dovrebbero comunicare, come dovremmo comunicare anche quando esce dall'ospedale verso il territorio. Noi facciamo la lettera di dimissione che però deve essere portata fisicamente al medico medicina generale, non tutti quanti i medici la vedono, perché comunque non è in automatico che arrivi al medico, quindi c'è questa frattura. Diciamo che ci sono dei servizi, soprattutto per i pazienti più fragili, che vanno a sanare queste fratture di cui stiamo parlando tra ospedale e territorio. C'è per esempio l'assistenza domiciliare integrata, in cui medici e infermieri del territorio si coordinano e con noi, venendo in ospedale a conoscere il paziente prima della dimissione, e con i medici di medicina generale per dare un tipo di prestazioni, in primis infermieristiche, con l'ADI infermieristica, per cui vanno a fare le medicazioni nei pazienti con lesioni della cute, vanno a cambiare il catetere, vanno a fare terapia antibiotica o comunque infusionale nelle flebo, ma se la condizione clinica del paziente lo richiede, come nei pazienti oncologici nella fase più o meno avanzata di patologia, o comunque patologie avanzate anche non oncologiche, interviene anche il medico, che in coordinazione con il medico di medicina generale va a valutare il paziente al domicilio. La cosa bella di questo è che vengono prima in ospedale, quindi conoscono già il paziente durante il ricovero, parlano con i familiari già durante il ricovero, per poi prenderlo in carico al domicilio. E questo è un aspetto fondamentale. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, prego signora. Sono Maria. Prego Maria, ci dica pure. Ho appena chiamato. Niente, io ho mio marito purtroppo che ha il sondino. E ogni poco, ogni 10 giorni si leva il punto. E io lo devo portare in ospedale, sono venuta anche stamattina. Però ho aspettato 2 ore e mezza e mi veniva male a me.
Ho 84 anni. Mi capisce? Sì, sì. Chiaro, signora. Abbiamo capito il concetto, grazie per la sua telefonata. Anche questa è una problematica che la signora purtroppo ci evidenzia. Insomma, sì. Poi quando si parla anche di pazienti anziani è sempre un po' più sottile il confine, no? Sì, anche il confine comunque che la nutrizione ha molte la nutrizione artificiale, perché il sondino nasogastrico è una forma di alimentazione artificiale, si mette nei pazienti che non sono in grado più di deglutire, e quando la prognosi è più lunga ma non troppo lunga, perché altrimenti ci sono altre metodologie per evitare appunto il continuo avanti e indietro con l'ospedale, che come dice la signora non è piacevole, anche perché purtroppo non è che entri in ospedale, perché anche se è un problema banale c'è il tempo di attesa, perché ci sono altri pazienti con altri problemi banali. In genere ai pazienti anziani si dà una priorità nella lista d'attesa, però comunque un minimo di attesa c'è sempre comunque, perché non si è gli unici, ognuno vede il proprio problema, ma purtroppo sono tanti i pazienti che hanno problemi nello stesso momento e quindi si rende... Senta, dottoressa, abbiamo ancora pochi minuti a nostra disposizione, ma insomma le chiedo cosa si può fare, no? Insomma, visto che questa popolazione invecchia sempre di più, come si può fare per evitare di arrivare in condizioni di urgenza o comunque di necessità impellente? Ecco, come si possono gestire nella maniera ottimale queste fragilità di cui abbiamo parlato in quest'ora insieme, e lo vediamo insomma riassunto anche con questa grafica. Allora, diciamo che come dice la grafica non invecchiamo improvvisamente, che l'invecchiamento per fortuna è una cosa scritta, nel senso che l'alternativa all'invecchiamento è la morte da giovani, che non è una cosa auspicabile, per cui tutti quanti dobbiamo invecchiare e dobbiamo cercare di invecchiare in maniera consapevole, quindi cercare di prevenire l'invecchiamento con patologie, con disabilità, cercando di fare un invecchiamento in salute. Bisogna prepararsi all'invecchiamento cercando anche di adattare con gli anni l'abitazione alle esigenze anche future, perché non possiamo pensarci all'ultimo minuto, quando ormai il problema è già urgente, che l'abitazione non è più idonea, ci sono delle scale, non c'è una camera per la badante. Bisogna pensare che prima o poi quasi tutti avremo bisogno di un sostegno, avremo magari più difficoltà anche semplicemente a fare le scale, anche se non abbiamo patologie, perché un po' di artrosi al ginocchio è facile che venga, perché magari un po' di cardiopatia c'è, quindi fare le scale arrivo in cima con il fiatone e non ce la faccio più, quindi cercare di capire che i nostri bisogni mutano col tempo e adattare quello che abbiamo attorno a noi ai bisogni che possono mutare in maniera preventiva, prima che ci sia il bisogno. Bisogna, quando comincia a esserci delle patologie, fare già una domanda di invalidità, perché la domanda di invalidità all'INPS non è una pratica che avviene in pochi giorni, ha bisogno del certificato compilato dal medico, poi deve essere presentato all'INPS, deve esserci la commissione, e l'invalidità è fondamentale per accedere anche per esempio alla prescrizione degli ausili. Se uno ha bisogno di un letto, di una carrozzina, ma non ha l'invalidità, non sono possibile prescriverli tramite l'ULSS, se li devi prendere privatamente. Pensiamo poi anche alle direttive anticipate di trattamento, nel senso che comunque se io so che in un futuro mi dovessi ammalare di una certa patologia, non sono favorevole, per esempio, che mi venga posizionato il sondino nasogastrico che ha citato prima la signora, si possono fare direttive anticipate di trattamento in cui o in autonomia o con l'aiuto del medico curante o con l'aiuto di un familiare si mette per iscritto quali tipi di trattamento io voglio mi vengano fatti in un futuro qualora ci sia una perdita di coscienza, qualora non sia più lucido, per cui non sono in grado più di esprimere la mia volontà, e poi vengono depositate in comune all'anagrafe. Poi si sente parlare anche molto di amministratori di sostegno, soprattutto in questi ultimi anni, no? Con anche delle problematiche che nascono, insomma, diciamo che l'amministratore di sostegno è una figura fondamentale, cioè nel momento in cui il paziente non è più in grado di provvedere ai propri bisogni, che possono essere sia fisici, mentali, che anche economici, nel senso di gestire il conto in banca, pagare le bollette, la nomina di un amministratore di sostegno tramite il giudice, che si fa tramite il tribunale con l'avvocato, permette di identificare una persona che può dare
una risposta a tutti i bisogni del paziente come fosse il paziente stesso, per cui può gestire il conto in banca, può prendere decisioni in momento di necessità in ospedale di fare una scelta terapeutica piuttosto che un'altra, ha tutte le capacità giuridiche del paziente stesso, per cui è una figura importante soprattutto nei pazienti che magari si ritrovano soli, senza figli, perché al momento del bisogno non c'è nessuno che può poi aiutarli a gestire anche semplicemente il loro conto, perché non sono più in grado di andare in banca, anche semplicemente certo, a decidere. tutte le necessità, sì, esattamente. certo. E poi fondamentale, io credo, come appunto abbiamo letto, anche capire che cosa il comune e l'ULSS di riferimento possono offrire, no? Certo. Per queste persone. Questo è fondamentale anche perché, come dicevo prima, per le domande di invalidità anche quello che può fornire l'ULSS e il comune a volte non sono immediati, bisogna prevedere con anticipo. Pensiamo per esempio alla domanda di ingresso in casa di riposo. Che finché si sta bene non ci si pensa, esattamente, anzi, anche se si sta benino non ci si pensa, meglio evitare, meglio stare a casa, questo sicuramente, però se proprio non c'è possibilità di rimanere al domicilio perché i familiari non riescono a gestire il paziente, perché la situazione clinica è troppo impegnativa per una serie di molteplici motivi, non è che io oggi cerco la casa di riposo e domani c'è la casa di riposo, in questo momento c'è un'assoluta mancanza di posti letto nelle case di riposo, anche a retta privata, perché le case di riposo ci sono due forme di ingresso in casa di riposo. Una è retta privata, in cui il paziente / familiare paga tutta quanta la quota della casa di riposo. E lì è il singolo paziente familiare che si muove telefonando alle singole case di riposo per chiedere se c'è posto o disponibilità. La seconda invece è con una retta convenzionata, in cui la modalità di ingresso è diversa perché deve essere fatta una scheda SVAMA dal medico curante o dal medico ospedaliero. Con quella si presenta l'assistente sociale del comune che fa insieme al medico medicina generale e all'infermiere del distretto una riunione che si chiama UMD, danno un punteggio in base alle tipologia del paziente e con quel punteggio il paziente entra in graduatoria per l'inserimento in casa di riposo. Ma l'iter ha una sua durata, è un certo. iter che ha a volte anche mesi di tempo di essere messo in atto, tanto più in pazienti magari che hanno dei punteggi bassi in cui c'è poi il tempo di attesa che arrivi il suo momento di chiamata. Certo. Per cui io consiglio di andare dall'assistente sociale del comune per farsi spiegare quali sono tutti i servizi presenti sul territorio per i pazienti anziani, perché comunque c'è l'impegno di cure domiciliari che è un assegno che viene dato ai pazienti che hanno un'invalidità del 100% per essere gestito al domicilio. È una quota economica non grandissima, data solo in alcune patologie, in alcuni casi, però può essere un aiuto per la famiglia o per il paziente, insomma, per potersi permettere magari un aiuto ad ore da parte di una badante. Ci sono i centri diurni, di cui parlava prima la signora di 91 anni, in cui magari il paziente può andare 1, 2, 3 giorni alla settimana. Ci sono i servizi domiciliari che vanno al domicilio per aiutare a fare l'igiene del paziente, che in base all'ISE del paziente, in base al comune, possono essere gratuite con compartecipazione della spesa da parte del paziente. Per cui ci sono molti servizi che si possono mettere in atto, ma non bisogna arrivare all'ultimo momento a chiederli, perché comunque sono tutte quante tipologie di servizi che hanno bisogno di un tempo di attivazione, per cui è meglio intanto informarsi, capire verso quali siamo orientati, chiedere qual è la documentazione necessaria in modo tale di portarsi avanti quando può servire, avere già tutto quanto già pronto e cercare di velocizzare la pratica. Insomma, il consiglio è questo, abbiamo capito che comunque invecchiare in salute si può, si deve anzi, e che insomma le strategie per preoccuparci insomma della propria salute, del proprio invecchiamento ci sono, insomma, per prepararsi anche a questa fase della vita che può comunque dare degli stimoli importanti. Grazie alla dottoressa Barbara Barbato, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria all'ospedale di Montebelluna. Grazie a voi sua semplicità nell'averci grazie al pubblico per le domande. Degli aspetti molto importanti. Grazie ad Alessandro Granziera e Tommaso Migot in regia. Vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.